Eccoci qua cari amici, appassionati di auto vintage, guardate un po' la strada cosa ci regala, il Veneto selvaggio, mezzogiorno di fuoco, 11 agosto, guardate un po', qua vecchio Marvin scomoda la gente, guardate un po' cosa esce, appassionati della Mercedes, appassionati della stella, Mercedes 280, eccola qua, guarda qua, la dedico qua l'amico Massimiliano, il meccanico pazzo da Roma, non è la 190 però è una Mercedes, e la dedico anche all'amico Max, eccola qua, bravissimo, eccola qua, vieni qua raga, vieni qua vicino a me, no, vieni qua vicino, spiegami 2 o 3 cose, dai, vieni qua, non ti inquadro, dai. Dimmi perché qua la gente dice è modificata o no? È modificata, sì. E perché è stata modificata? È stata modificata a gusto a gusto mio. A gusto tuo, ecco. Ti piaceva questo modello? No, era una macchina da ristrutturare, è stata ristrutturata apportando delle modifiche sia strutturali che meccaniche. E adesso è una macchina efficiente? Sì, corre. Può tranquillamente girare, insomma a te ti piace l'auto modificata? Sì, questo modello sta bene lo stesso, sta bene anche questo. Effettivamente, i cerchi potevano essere adatti a questa... No, sono stati flangiati, sono stati modificati i mozzi. Eccoli qua. Cilindrata questa macchina? 280. 280, abbiamo detto. Insomma dai, è una bella macchina lo stesso, fa sempre la sua bella figura, Certo. È una vera telescona ancora, Sì. Guardate un po' ragazzi appassionati. Eccola qua. Questo è un po' quello, vi faccio vedere gli interni adesso. Interni tutti originali o... No, tutto modificato. Tutto modificato ragazzi. I sedili della Cosworth, vedi? Il volante nautico. Era stato montato anche il NOS a suo tempo. Sì. Vabbè dai ragazzi, questa comunque è una Mercedes, è un po' modificata però ha il suo bel stile. Tettuccio nasce così, eccola qua. No dai, comunque fa sempre la sua bella figura, un po' stile un po' American, vero? Sì, è customizzato. Ecco. Grazie mille, come ti chiami? Roberto Gazzola. Ecco qua, Roberto. Io sono amico di John Gazzola, lo conosci? Quello dei camion Lancia. Ah ok, sì. Ecco qua. No, sì. Lo conosci, dai, il figlio così. Il nome, sì. Eccolo qua ragazzi, appassionati di vecchie Mercedes. Abbiamo qua questa bellissima Mercedes, un po' così trasformata, ma ha il suo fascino. Eccola qua con lo Scania qua. Eccezionale da brivido. Ragazzi vi saluto, viva il Marvin Tour qua nel Veneto selvaggio. Saluto tutti quanti, saluto anche Giovanna del Veneto, siamo nelle zone di Treviso, eccola qua, spettacolo. Ringrazio Roberto, ciao a tutti, saluto Demis e tutti quanti, Diego, Roberto Chiusure e tutti quanti, Antonio, Maurizio Brancato, Pazzia c'è, Alessia, ciao a tutti.